Tra la cappella del Sacro Cuore e quella successiva di San Francesco, il bellissimo pulpito marmoreo con scala a chiocciola in ferro battuto. Da questo pulpito venivano fatte le omelie nelle celebrazioni solenni prima dell'avvento degli impianti di amplificazione. La terza cappella, oltre la statua di San Francesco, ospita una bellissima tela del pittore arizzese Antonio Mura. Questa tela raffigura Sant'Ignazio dall'Acconi, il francescano cappuccino, fratello laico, cercatore e taumaturgo, volto scavato dalle veglie in preghiera e riarso dal sole nelle strade di Cagliari. Volto reso sanguigno dall'ardore della fede bruciante e semplice. In questa cappella è attualmente collocato anche il pregevole organo a canne del 1739. L'organo appartiene quasi certamente alla scuola napoletana, anche se non può essere ancora attribuito ad una bottega specifica. È uno degli strumenti più antichi ancora in funzione. Nel 1921, per iniziativa del rettore Angioni, fu sottoposto a revisione dall'organaro Piras di Pimentel. Rimase in funzione con ventola azionata manualmente fino agli anni 50 e poi abbandonato in un ripostiglio. Tra il 1996 ed il 1997, per volontà del parroco Don Paolo Ghiani, prima la ditta Marinotti per la parte lignea e poi la ditta Palmas per la parte fonica, riportano l'organo all'antico splendore ed efficienza. L'organo fu ripresentato alla comunità nell'ambito delle iniziative per il 250° anniversario della dedicazione della chiesa, quando il 17 giugno 1997 si tenne un concerto con l'organista compositore della chiesa cattedrale di Oristano, Don Graziano Orro, ed il coro polifonico maschile Vacchi Sulis di Arizzo. Più nascosta a sinistra dell'altare maggiore la cappella di San Giuseppe che chiude la navata. Qui vi è collocata la pala d'altare raffigurante il crocifisso, altra opera insigne realizzata nel 1944 da Antonio Mura, pittore nato a Leizzo nel 1902 e morto a Firenze nel 1972, le cui spoglie giacciono nella cappella di famiglia presso il cimitero di Arista. Il presbiterio è delimitato ai due lati da una elaborata balaustra in marmo. Lo stesso motivo si ripete frontalmente con al centro il cancelletto a due ampe in ferro battuto. Sul presbiterio l'altare maggiore in marmi policromi realizzato fra il 1812 ed il 1816, ad opera di Domenico Franco, architetto in Cagliari. Nella nicchia centrale trova posto la statua di San Michele Arcangelo, titolare della chiesa.
In alto sopra l'altare e ai lati del medesimo si notano l'arco e i capitelli a fregi del secolo XIV. Dietro l'altare vi è l'abside con volta a crociera, costoloni e chiave della volta con bassorilievo di San Michele. Qui poggiato all'altare era sistemato fino agli anni 50 l'organo a canne. Nella navata di destra, a fianco del presbiterio, la cappella di San Cristoforo. La statua del santo, alta 1,90 m, colpisce per la sua forte carica espressiva. L'opera in legno policromo è giudicata dai critici di finissima esecuzione nella sua resa naturalistica del modellato, nella doratura e nella cromia. Datata 1606, è attribuita al napoletano Antonio Gallo. Vi si vede l'influenza della scultura siciliana, in particolare quella di Juan Martínez Montañés. Non sono assenti suggestioni classiche come quelle del gruppo marmoreo del Laocoonte. Questa di San Cristoforo è considerata una delle più belle statue del Seicento in Sardegna. Proseguendo a ritroso troviamo la Cappella del Rosario con un'altra grande tela di Antonio Mura realizzata nel 1968. Questo insigne artista amava rendere testimonianza d'Arezzo scegliendo fra la sua gente e particolarmente fra i bambini i modelli per i suoi santi e per i suoi cherubini. Nella bellezza e nella maestà del volto della Beata Vergine Maria e in quella dei santi Domenico e Caterina e di Papa Giovanni XXIII, l'artista rivive la serenità della sua fede cristiana. La cappella è arricchita da altre due opere minori del Mura. Sul lato sinistro una ispirata Cena di Emmaus, sul lato destro una drammatica deposizione della croce, Siscravamentu.